In un altro stand dove ci sono tante prelibatezze, siamo in compagnia di Carmela, buongiorno. Carmela, di quale azienda? La panetteria Schetis. Una panetteria storica che oggi qui a San Piero Patti propone una focaccia alternativa, un misto tra vegetariano e tradizione, no? Sì, quest'anno abbiamo pensato di fare una cosa diversa e vogliamo proporre questa focaccia con lo speck e i fiori di zucca che sono i primi ancora, è una cosa proprio... I primi, questi sono proprio i primi raccolti e poi sono biologici della nostra zona da assaggiare. Ecco, la gente che dice quando vede questa focaccia particolare, perché questi gusti li conosciamo, la norma, insomma la capricciosa, quella classica, ma questa con i fiori di zucca, la gente cosa dice? È una novità, la vogliono assaggiare, sono incuriositi, restano contenti. E poi lì in fondo abbiamo anche qualcosa di dolce per il palato, un'altra chicca, no? Sì, abbiamo la cheesecake che è fresca con le fragole che sono proprio del periodo. Diciamo che qui siamo in montagna, quindi ci sono anche le fragoline di bosco. Infatti queste sono proprio con fragoline di bosco. E allora non possiamo fare altro che invitare tutti i nostri telespettatori, i nostri follower. Oggi 14 giugno vi aspettiamo numerosi, siamo tutti qua per voi. La focaccia c'è in abbondanza per tutti, no? Sì, non manca niente, non manca assolutamente niente. Grazie! Grazie a voi, buona giornata.